Sindaco, questa biennale sembra molto accattivante, dove si parla anche di Pirandello, dei personaggi siciliani, ma soprattutto siamo a Paolo di Montechiaro, proprio del Gattopardo. Il professore Michele Citro e tutti gli artisti hanno fatto qualcosa di magico, l'abbiamo visitata insieme, ci siamo emozionati, abbiamo viaggiato nello spazio e nel tempo e all'interno di 15 capolavori letterari, rappresentati in maniera plastica da delle opere d'arte che davvero hanno portato alla riflessione, non solo interiore, ma anche alla riflessione su quello che sta accadendo in questi giorni, sull'umanità stessa e la nostra presenza su questa terra e davvero sul percorso che dobbiamo portare avanti non solo nella vita privata ma anche nella vita politica e perché non nella vita pubblica. Ringraziamo la Regione Siciliana davvero di cuore, l'assessore Francesco Scarpinato e il governo della Regione Siciliana per aver cofinanziato l'evento. Ringrazio l'assessore Petrucci, i miei assessori, i miei collaboratori degli enti comunali per quanto fatto e davvero grazie al professore Citro e a questi meravigliosi artisti che ci hanno regalato davvero una pagina indimenticabile di storia. Questo programma, sì, questa iniziativa si innesta nel programma di Agrigento Capitale della Cultura, un ulteriore contributo che la città di Palma dà alla città di Agrigento nell'anno capitale. Davvero un bagno di arte, di gioia, di riflessione, di pensiero. Questa biennale che cosa mette in risalto in maniera particolare? Mette in risalto il rapporto tra letteratura e arte, e l'arte è un modo per raffigurare quelli che possono essere pensieri, fantasie, idee di grandi scrittori, che sono sia gli scrittori della Sicilia sia gli scrittori dell'intero mondo. Infatti abbiamo letteratura tedesca, austriaca, inglese, francese, greca, latina. È un modo anche per creare un rapporto didattico tra quella che è l'istituzione comunale, quella che è il lavoro del curatore e le scuole, perché l'idea sarebbe quella di portare più scuole possibili a vedere questa mostra e tramite le opere d'arte, che sono più facilmente digeribili per le giovani menti, incentivare la lettura di questi grandi romanzi, perché solo attraverso la cultura, la sana cultura, la buona cultura, la grande cultura si possono creare nuove generazioni in grado di portare avanti sia il patrimonio culturale di questo luogo, ma sia il patrimonio culturale dell'Italia intera. Assessore Petrucci, immagino che per organizzare un evento del genere, inserito in Agrigento Capitale della Cultura, ci voglia del tempo, soprattutto tanta pazienza. Sì, veramente siamo orgogliosi e onorati di aver contribuito alla riuscita di un evento così importante sia per noi qua a Palma, sia per essere anche che è stato inserito nel programma di Agrigento Capitale della Cultura. Grazie al professore Citro, a tutti gli artisti, siamo stati così in grado di realizzare un'opera visiva che non ha uguali. È veramente tutta da scoprire e tutta da vedere, veramente un capolavoro che ci riempie veramente di orgoglio e siamo felici di averla potuta